Stai calmo e non ti succede nulla, dacci tutti i soldi. È l'ordine perentorio, impugnando una pistola, che ieri un rapinatore avrebbe rivolto al cassiere della filiale della Banca Carige di Viale Mazzini. Verso l'ora di pranzo, l'uomo, accompagnato da un complice, era entrato con calma dall'ingresso principale, con il volto travisato indossando le mascherine anti-Covid e un cappello con visiera abbassato. Secondo una prima ricostruzione fornita dal dirigente della squadra mobile Lorenzo Ortensi, i due avrebbero agito con calma, attraversando la bussola d'ingresso, senza che i sensori rivelassero la presenza dell'arma. Per questo motivo viene ipotizzato anche l'uso di una pistola giocattolo privata del tappo rosso. I rapinatori sarebbero riusciti a farsi consegnare i contanti per una cifra di quasi 10.000 euro. Avrebbero poi intimato i dipendenti e clienti di attendere qualche minuto prima di allertare le forze dell'ordine e dopo essersi fatti aprire la porta si sono dileguati in tutta fretta. Ad attenderli all'esterno molto probabilmente un terzo complice a bordo di un'autovettura. Scattato l'allarme sono intervenute alcune volanti della questura e i militari del radiomobile dei carabinieri che hanno fatto partire la caccia all'uomo, finora senza risultato. Gli investigatori, attraverso le prime testimonianze raccolte, ipotizzano che i malviventi potrebbero essere italiani. Ancora al vaglio le immagini della videosorveglianza che potrebbero fornire dettagli preziosi per identificare i criminali. La caccia ai rapinatori è ancora in corso.